Signor Mognon, quando ha aperto questo punto vendita e per quanti anni ha lavorato qui? Allora, abbiamo aperto nel 1981 e io ho lavorato qui 30 anni assieme a mia moglie e poi abbiamo affittato, quando sono andato in pensione io, abbiamo affittato per 10 anni. E nel 2019 a dicembre ci è stata data la disdetta e quindi abbiamo chiuso il negozio per la prossima apertura dell'Ipertosano che era prevista a marzo del 2020. Quindi in questo periodo di crisi con l'apertura del nuovo centro commerciale chiaramente c'è stato impossibile trovare una sostituzione, quindi il negozio è chiuso e questo è il primo effetto del nuovo centro commerciale. Noi con il nostro giornale abbiamo raccontato, abbiamo sentito anche il parere di altri negozianti del territorio che hanno sicuramente avvertito l'impatto pesante dell'Ipertosano, ma hanno detto in qualche modo dopo i primi mesi siamo riusciti ad andare avanti. Invece attività come la sua, andiamo a vedere anche qua, ci sono gli scaffali vuoti, è veramente un'immagine triste per la comunità di Pederobba. Un'attività come la sua può andare avanti? Beh, potrebbe andare avanti, ma sicuramente con molte difficoltà. I costi fissi sono altissimi se non c'è un adeguato numero di clienti, sicuramente non è possibile andare avanti. E quindi questo appunto è l'effetto di quello che è stato deciso di fare qui al centro commerciale. Senza fare nomi, lei ci ha detto che ci sono altre attività della zona che o non hanno fatto nuovi investimenti proprio perché sapevano, no, dell'arrivo di questo centro commerciale, di questo supermercato, o addirittura rischiano di chiudere come questa. Ecco, la preoccupazione è che i centri storici come Pederobba, dei piccoli paesi, delle piccole città, soffrano tanto per questo. La notizia che abbiamo dato in questi giorni con QDP News è anche la futura apertura di un grande centro commerciale a Montebelluna. Dopo l'Ipertosano, come le sembra questa cosa? Sì, è un po'... io non so cosa pensino di fare dove si decidono queste cose. Cioè, sicuramente non si rendono conto dei danni che fanno ai paesetti come può essere Pederobba, come possono essere tutti gli altri paesi qua attorno, perché aperture così uccidono tutto quello che esisteva prima.